Bene, buongiorno a tutti dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di domenica 7 giugno, prima corsa riservata a cavalli di 4 anni, Avica Ciak SM, Angelica, Emily Pan, Arielinno, Aladdin Bar, All Prav, questo è lo schieramento di partenza con Arielinno e Aladdin Bar che si contendono il pronostico, è passato favorito Arielinno in chiusura di gioco. Arielinno che parte però con molta cautela, ci sembra. Macchina che stacca l'errore intanto di Emily Pan. E per il comando lottano Avica Ciak SM e Angelica. Angelica insiste all'attacco. Numero 3, Emily Indietro Pan, si è accodato squalificato. Aladdin Bar. Intanto sta passando gradualmente Angelica su Avica Ciak SM. Dopo 200 metri in 14,6. Perfezione di sorpasso a metà della dritta delle scuderie. In terza posizione però distante è ancora Aladdin Bar che precede il resto dei concorrenti. 400 iniziali in 29,3, si è viaggiato quindi su ritmi piuttosto svelti, da 1,13 appena abbondante sul primo quarto di gara. Ora tenta di avvicinarsi sul passo Aladdin Bar, più indietro c'è Arielinno con Alier Prav a chiudere, mentre Emily Pan ha sbagliato come detto al via. 44,9 il passaggio ai 600, ne approfitta del rallentamento Aladdin Bar per uscire all'esterno al passaggio davanti alle tribune e portarsi direttamente sul leader dopo un giro in 59,7. Angelica continua a condurre, Aladdin Bar arriva al sediolo, a contatto rimane Avica Ciak SM, molto più indietro Ariel Inno. Siamo intanto all'altezza del chilometro che Angelica percorre in 1,14,3. Al suo esterno si impegna sempre Aladdin Bar che è a 500 dalla conclusione, mette mezzo cavallo davanti e passa a condurre già al paletto dei 400 finali, parziale in 14,2. Seconda posizione per Angelica, in terza Avica Ciak SM, gli altri non si avvicinano. Siamo a metà della curva conclusiva con leader sempre Aladdin Bar che allunga ancora. Tutti sgranati gli altri. Completamento della piegata, ha rotto intanto anche Avica Ciak SM che era in terza posizione mentre si allontana sempre più. Aladdin Bar che viene a cogliere una netta affermazione, il secondo posto è per Angelica, al terzo chiude All Prav. 1,13,4 il ragguaglio conclusivo, si comincia subito col botto perché è un tempo davvero di ottimo riferimento per un cavallo con pochi corsi in carriera come Aladdin Bar che aveva anche regalato metri un po' in partenza e ora vince davvero in maniera disarmante correndo sterno scoperto l'ultimo giro. Alessandro Gocciadoro assegno dunque alla prima Arcoveggio, quota di 2,42 al totalizzatore. Al secondo posto finisce Angelica che aveva condotto fino ai 400 finali, mentre al terzo chiude All Prav.